Amici di Verde a Nord-Est, bentrovati ad un'altra puntata. L'estate ci invita a girare non solo la spiaggia, non solo la montagna, ma anche la pianura, quello che c'è alle spalle della spiaggia. Noi siamo nel Veneto orientale. Il Veneto orientale si può scoprire in bicicletta senza far fatica con le nuove e-bike. Come? Ve lo facciamo vedere in questa puntata dopo la sigla. È lungo 112 km, le sue sorgenti si trovano in territorio friulano e sono chiamate il Gorgazzo nel comune di Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Scende e sfocia vicino a Caorle, quindi in Veneto. Per molti anni è stato il confine storico tra il Friuli e la Repubblica Serenissima. Stiamo parlando della Livenza. E Gira Livenza è un itinerario realizzato per scoprire una serie di siti di valore artistico, di valore culturale e naturalmente enogastronomico. Ce ne parla Patrizia Loyola qui a Belfiore, nella sede del Museo Etnografico della Civiltà Contadina. Gira Livenza è un progetto di valorizzazione del territorio della Livenza che coinvolge 6 comuni che sono dislocati lungo la Livenza e poi delle propaggini di Pramaggiore e Annone Veneto, quindi la zona proprio dove siamo oggi, dedicata in particolare alla viticoltura. Oggi le e-bike di Laguna Bike ci porteranno in giro per il territorio, in particolare in mezzo ai vigneti, perché questo appunto è un territorio che ha questa splendida vocazione, e in particolare toccheremo 4 cantine del territorio, 2 di Pramaggiore e 2 di Annone Veneto. Sono cantine molto diverse fra di loro, alcune storiche, alcune moderne, alcune biologiche, e quindi sarà interessante anche apprezzare queste differenze. Il percorso tra una cantina e l'altra si snoda in mezzo a vigneti o comunque ambiente naturalistico veramente molto bello. Partenza dal Mulino di Belfiore, che è un sito di importanza paesaggistica ma anche storico-culturale perché ospita un museo importante. Sì, il museo etnografico è proprio qui dove ci troviamo oggi. Questo alle mie spalle è questo mulino ancora in funzione e quindi è un sito molto interessante da visitare, oggi aperto ad esempio tutto il giorno, e fa parte proprio di questo percorso del Gira Livenza. Altri itinerari previsti, altri eventi previsti? Come si fa per contattarvi? Il contatto con tutto il progetto è immediato attraverso il sito che è www.giralivenza.it, quindi facilissimo, e poi possiamo anche seguire la pagina Facebook, il nostro account Instagram, quindi insomma ci sono tanti modi con cui contattare l'organizzazione, e a brevissimo sarà anche pronta un'app scaricabile con tutti i punti di interesse e quindi anche costruirsi autonomamente dei giri sia in bicicletta che a piedi che con i mezzi propri. Il nostro territorio è vocato all'enologia e alla viticoltura, l'80% del nostro territorio è vitato. Oggi siamo ospiti qui in questo momento di un'azienda importante, la cantina Paladin, che ci ospita, e con piacere noi facciamo vedere quali sono le nostre bellezze, che è il nostro territorio. Poche, come si dice, ma buone. Speriamo che questa sia una prima occasione di farci conoscere. Speriamo che ci siano anche altre, quindi speriamo che col Giro Livenza, che è quello che da poco tempo
facciamo parte anche noi, ci possa dare la possibilità di incrementare la conoscenza del nostro territorio e dei nostri produttori. La nostra azienda ha già passato 50 anni, ha avuto le sue evoluzioni nel tempo, è nata, fondata da mio papà, siamo 2 fratelli che proseguono l'attività con i figli, quindi siamo alla 3ª generazione in attività. Adesso si chiama Casa Paladin perché casa in quanto le aziende sono 5 e sotto il tetto della casa trovano spazio le nostre aziende. Paladin, il nostro nome storico, Bosco del Merlo che si sta spostando più verso il Friuli, Casaluppo e Valpolicella sempre Veneto, Castelvecchi in Chianti e Castello Bonomi in Franciacorta. Giralivenza è un bel modo per conoscere il territorio, per scoprire i gusti e i sapori, per venire in bicicletta a fare una visita alla cantina. Sì, parliamo sempre più di sostenibilità e qui la bicicletta è un mezzo molto sostenibile e noi siamo sempre stati fautori di dell'enoturismo e abbiamo presentato proprio pochi giorni fa un nuovo progetto che si chiama Il Tempio della Vite, che sarà realizzato proprio all'ingresso della nostra villa, un nuovo vigneto. Da una parte sarà il vigneto della storia, dalla vite strisciante come possiamo trovare a Pantelleria, fino a Belussi che era il vecchio vigneto del Trevigiano, in maniera di presentare tutte le forme di allevamento italiane, e da un lato la parte ricerca dove l'obiettivo primario è arrivare a produrre dell'uva con pochissimi trattamenti. L'azienda I Galli è una delle realtà storiche dell'estremo Veneto orientale. Ci troviamo nel comune di Pramaggiore, quindi a 2 passi dal Friuli Venezia Giulia, quindi una terra di confine. I vigneti dell'azienda I Galli si dividono appunto tra queste 2 importanti regioni viticole, racchiudendo in sé molte varietà sia autoctone che internazionali che rappresentano un vero patrimonio per l'azienda. Azienda che nasce circa 50 anni fa, è giunta oggi alla sua 3ª generazione, e per quanto riguarda il prodotto che maggiormente ci rappresenta, che rappresenta maggiormente la nostra storia e la tradizione, possiamo assolutamente nominare il nostro Lison classico di OCG, quindi a base di uve Tokai, che rappresenta appunto l'uva bacca bianca più importante, con una più importante storicità non solo per la nostra azienda ma per tutto il comparto produttivo dell'estremo Veneto orientale. Grazie anche al Giro Livenza che permette di conoscere questo bellissimo entroterra e questa zona ricca di tradizioni e ottimi vini. Qua tenuta a Polvaro è un borgo del 1681 dove abbiamo cercato veramente di portare insieme la tradizione del territorio e l'innovazione e anche la tecnologia per produrre dei vini di grande qualità. A Tenuta Polvaro siamo un'azienda certificata sostenibile e siamo circondati appunto da questi bellissimi vigneti che si possono venire a vedere appunto anche in bicicletta, quindi ci sono dei percorsi stupendi che si possono fare proprio all'interno della nostra azienda, permettendo di non solo assaporare poi il buon vino per riprendere un po' di sali minerali, ma anche di poter proprio gustare l'occhio e i sensi immersi in questa bellissima natura. Carlini è un'azienda familiare, un'azienda che ha scelto di produrre e convertire tutta l'azienda al biologico ormai 34 anni fa, è un'azienda che ha scelto la sostenibilità molti anni fa proprio perché ci crede molto alla sostenibilità, ci crede molto al territorio, e portare un assaggio del nostro territorio, i nostri prodotti in tutto il mondo è la cosa che ci fa più piacere. Il biologico è la parte più apprezzata in tutto il mondo, oggi tutti parlano di sostenibilità di biologico, noi lo facciamo da 34 anni, anzi per noi ormai il biologico sta stretto, stiamo andando con i vitigni resistenti, con i piwi oltre il biologico, infatti è uno slogan che abbiamo registrato e brevettato. Sostenibilità vuol dire anche visitare le cantine con dei mezzi sostenibili. Oggi è stato fatto con il progetto Giralivenza con la bicicletta. Questo è un bellissimo progetto, poter avvicinare i turisti dell'Alto Adriatico, che ne abbiamo tanti, dentro all'entroterra a pochi chilometri, sfruttando i fiumi, i canali che abbiamo, le strade sterrate, con una viabilità lenta, con queste biciclette facilitate che possono avvicinare a questi territori tutti i clienti, tutti i turisti che arrivano al territorio. È un bellissimo esempio di una sostenibilità, di visitare un territorio, di vendere un territorio e quindi i prodotti di quel territorio.
c'è la possibilità di scoprire il meraviglioso territorio del Veneto orientale senza far fatica in bicicletta. Allora, Laguna Bike è nata quest'anno sull'onda dell'entusiasmo verso le biciclette elettriche. Noi siamo a San Stino, a Bivereone perfettamente, e noleggiamo queste biciclette e abbiamo la possibilità di visitare il nostro territorio, che va dalla laguna di Venezia ai lidi di Caorle, di Bibione, e fino ad arrivare anche all'entroterra e visitare i favolosi vigneti dei comuni di Anone, di Pramaggiore, e seguendo anche quello che è il percorso della Laguna Bike. Questo primo evento di slow tourism, chiamiamolo così, ha rappresentato per noi, per tutto il nostro territorio, la prima esperienza di poter conoscere e far conoscere il nostro territorio nelle sue peculiarità, quindi sia per quanto riguarda i territori, quindi con il percorso nel verde delle vigne, quindi nei terreni che vengono di solito coltivati a vigno piuttosto che in altre attività cerealicole, e soprattutto con la visita di alcune aziende del territorio che hanno potuto far così conoscere alcuni loro vini, insomma, che rappresentano il loro prodotto d'élite, e quindi, diciamo, per chi ha potuto partecipare, insomma, è stata una bella esperienza che credo e spero si possa riproporre in maniera anche più dilatata e più enfatizzata magari nei prossimi anni. Il campo prova di Incao Seeds è pronto ad accogliere a Lusia, in provincia di Rovigo, dal 26 al 30 luglio prossimi, professionisti ed hobbisti interessati al mondo delle sementi. Un team altamente specializzato guiderà i partecipanti all'iniziativa alla scoperta del campo prova che ospiterà le ultime novità del settore. L'evento è aperto a tutti e dedicato soprattutto ad agricoltori, tecnici e vivaisti. Incao è nota a livello nazionale anche per i confronti varietali, utile strumento in modo che il cliente possa poi decidere quale varietà sementiera si adatta meglio alle proprie esigenze aziendali. Vi aspettiamo dal 26 al 30 luglio 2021 a Lusia per vedere le ultime novità per il settore hobby e professionale. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito www.incao.eu/it. Telecamere di Verde a Nord-Est, oggi nella Foresta del Cansiglio. Siamo in provincia di Belluno, l'occasione è un evento di Veneto Agricoltura dove si parla di sicurezza nei lavori boschivi. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto i protagonisti. Nicola Dall'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura Forest, un progetto importante all'insegna della formazione che è uno dei pilastri di Veneto Agricoltura. Certamente dobbiamo ringraziare il Ministero e la Regione perché si affidano sempre a Veneto Agricoltura e alla professionalità dei suoi funzionari e dirigenti per fare questi corsi di formazione. Oggi ci troviamo a fare un corso di formazione di cui sentiamo la necessità perché abbiamo visto anche con gli ultimi eventi, stiamo parlando di Vaia, ma non solo, io non guarderei solo a quello che è successo con Vaia, abbiamo visto che abbiamo avuto pochi operatori forestali formati e ne abbiamo avuto una carenza strutturale proprio, c'era poca gente. Quindi a vedere delle sale così piene, a vedere così tante persone che vogliono essere formate, vogliono fare i formatori a loro volta di persone per l'uso di attrezzature particolarmente pericolose, soprattutto durante un'emergenza, insomma mi riempie di gioia perché vuol dire che sicuramente anche alle prossime emergenze avremo persone formate e poi avremo persone che sanno coltivare una foresta e quindi questo per me sarà fondamentale. L'ordinarietà di coltivare bene una foresta è fondamentale. Questa è la foresta dove ci troviamo, la Foresta del Cansiglio, una delle più importanti d'Italia, un ecosistema in cui Veneto Agricoltura ha una presenza importante nella valorizzazione.
Se si dovesse fare una scala di importanza, direi che la foresta del Cansiglio è la più importante, era la foresta della Serenissima, tant'è che ci troveremo anche a settembre in qualche modo a aprire quelli che saranno i 1600 anni della Repubblica Veneziana, per far capire l'importanza di questa foresta nella nostra storia, perché senza questa foresta non ci sarebbe stata la Repubblica di Venezia. E da lì sono partite una serie di una cultura della coltivazione della foresta, del mantenimento della foresta, e Veneto Agricoltura da anni sta prendendo carico di questa importante attività. Se avete tempo di venire sul Cansiglio e girare questa foresta, potete vedere la differenza tra una foresta mantenuta, coltivata, gestita bene, da altre foreste che purtroppo troppo spesso vengono abbandonate e sono soggette a dissesti idrogeologici importanti. Le foreste vanno coltivate, vanno mantenute, vanno gestite, e qui in Cansiglio Veneto Agricoltura sta facendo vedere a tutta Italia com'è possibile farlo. Un progetto importante questo, che coinvolge più regioni. Sì, il progetto è finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prevede 8 partner che vedono coinvolte regioni del nord, del centro e del sud Italia, ma che comunque ha come obiettivo il coinvolgimento di tutte le regioni. Il cantiere dimostrativo che si tiene oggi ha comunque come beneficiari e come partecipanti operatori provenienti da tutte le regioni dell'arco alpino. Qual è l'esigenza di un progetto come questo? La sintesi è quella di creare un manuale che possa codificare in modo comune tutte le operazioni nel bosco. Sì, uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di utilizzare le buone pratiche già presenti, di valorizzarle, di metterle a fattor comune di tutte le imprese e gli operatori del settore forestale italiano, e anche di utilizzare gli strumenti presenti migliorandoli sulla base del confronto e dello scambio tra le diverse regioni coinvolte. Si è fatto molto parlare in questi tempi di Covid, di DP, dispositivi di protezione personale, allora ne vediamo alcuni perché sono importanti da usare nel bosco. Assolutamente, il lavoro in bosco è uno dei lavori più pericolosi, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è davvero un salvavita. Come oggi nel salire in macchina in automatico ci mettiamo la cintura di sicurezza e non ci pensiamo più, gli operatori boschivi immediatamente quando entrano in bosco devono utilizzare un casco forestale. Protegge la vista, protegge la testa, protegge l'udito, e questo è uno dei dispositivi di protezione individuale. Poi ci sono degli strumenti per rendersi visibili e soprattutto ci sono degli strumenti che proteggono dalle lame della motosega, in particolare i pantaloni antitaglio, gli scarponi, sempre dotati di particolari accorgimenti che consentono alla lama di non fare dei danni eccessivamente grandi. Telecamere di Verde a Nord-Est oggi a Villorba, in provincia di Treviso, in occasione della 35esima assemblea dei delegati di Aprolav, l'associazione dei produttori di latte veneto. Si farà un bilancio di quello che è stato il 2020, un anno non certo facile a causa della pandemia. Andiamo a sentire dai protagonisti com'è andata. Purtroppo la situazione della pandemia non ci ha permesso di fare quello che ogni anno riusciamo a fare, quella promozione per la quale Aprolav è un cavallo di battaglia del Veneto, con la regione, le camere di commercio, le province e tutto il resto, e soprattutto la nostra cooperazione. Però le cose più importanti le abbiamo fatte, quelle, il mare di latte e formaggi, la Maga Campocroce, il Casius Veneti, siamo riusciti a farle, dopo di essere stati a fianco dei produttori che erano rimasti senza la possibilità di consegnare il latte. Naturalmente con tutte le difficoltà del caso, con tutte le difficoltà degli allevatori, ma anche l'anno scorso, anche il 2020, è stato un anno nel quale Aprolav comunque si è distinta
i nostri operatori sono sempre sul territorio, i nostri operatori comunque sono sempre vicini al mondo produttivo, e speriamo tanto che adesso che si apre un po' il mondo, perché parliamo proprio di mondo, si riesca ad essere quelli che siamo stati e migliorare anche, come molto probabilmente succederà al Casius Veneti. Ovviamente la pandemia ha colpito tutti i settori, ha colpito anche il settore agroalimentare, anche se francamente meno rispetto ad altri settori. Io che gestisco anche il tema del turismo, lì abbiamo avuto cali dell'80% e chiusure totali. In agricoltura diciamo che abbiamo retto nonostante le perdite. Ora siamo in un momento di lieve ripresa proprio sul tema del settore lattiero caseario, con un aumento leggero del prezzo del latte che in gran parte in Veneto viene trasformato in formaggio. Quindi la chiusura appunto del settore Horeca, quindi hotellerie, ristorante e catering, ci ha messo in forte difficoltà perché è mancato completamente un canale di vendita. L'ultima grande manifestazione è stata Casius Veneti, aperta al pubblico, poi è stato tutto chiuso, fiere eccetera. I nostri prodotti agroalimentari erano un bel biglietto da visita, adesso lentamente si comincia. Qual è l'auspicio di Federico Caner? Noi siamo pronti a ripartire, Casius Veneti verrà rifatta, tra l'altro verrà anche ampliata come manifestazione, diventerà sempre più internazionale e quindi sarà la possibilità di mettere in mostra i nostri prodotti tipici locali, accogliere anche quelli che arrivano dall'estero, perché una grande fiera, secondo me, per avere importanza internazionale deve essere anche aperta da questo punto di vista. Tanto noi non abbiamo paura della concorrenza, perché sappiamo quella che è la qualità, non solo la quantità ma soprattutto la qualità dei nostri prodotti e anche la varietà dei nostri prodotti, in particolare legati al tema del lattiero caseario. Quindi non temiamo concorrenza, siamo pronti a sfidare il mercato. Col prossimo PSR avremo anche degli incentivi per quanto riguarda la promozione agroalimentare, e quindi aiuteremo le nostre aziende ad andare a vendere all'estero. Il valore della cooperazione è molto importante per i produttori di latte veneto, ma è molto importante anche per i consumatori. Sì, la cooperazione dà una garanzia maggiore sia ai produttori sia al consumatore stesso. Ai produttori, perché lo scopo intrinseco della cooperazione è proprio quello di mettersi insieme e di portare a casa quel valore aggiunto che anche giustamente il privato cerca di portarsi a casa. Organizzandoci insieme siamo più forti e riusciamo, a resistere un po' meglio in questo mercato che ci sta quasi massacrando, insomma. Il messaggio che diamo al consumatore è che i nostri prodotti sono prodotti locali, fatti dai nostri soci, con grande passione e qualità, attenzione al territorio. Con l'andamento dei consumi familiari del nostro paese, che sono in forte calo rispetto al 2020, quando c'è stato il boom soprattutto della grande distribuzione, che è cresciuta di oltre l'8%, io credo che le quantità di latte che vengono prodotte dai nostri allevatori non possano altro che avere uno sbocco verso l'estero. In questo momento la situazione di vari sensori del mercato è estremamente positiva, dalle polveri sia di latte che di siero alle creme, addirittura ultimamente anche nei confronti del latte spot, che è un po' il sentiment del mercato. Però questo è anche frutto della minor produzione che c'è stata alla fine dello scorso anno in Europa, dalle buone esportazioni che ha fatto e che sta facendo l'Europa verso i paesi terzi, dall'export nostro che tiene e dalla mancata importazione di prodotti esteri, in primis la materia prima, 300.000 tonnellate in meno rispetto allo scorso anno, e quindi è già una roba estremamente importante questa. Già siamo bravi ad esportare, perché sicuramente negli ultimi anni l'esportazione di grana padano, parmigiano reggiano è aumentata notevolmente, però si può fare sempre meglio e la problematica che sta emergendo nel nostro paese è che presto come produzione di latte saremo autosufficienti, mentre prima eravamo un paese deficitario, quindi ci troveremo disponibilità di formaggi eccedenti quello che noi possiamo consumare ed esportare al momento, per cui dobbiamo cercare di spingere questo tipo di esportazione per fare in modo che appunto tutti gli allevatori possano avere la giusta redditività. Quali sono le sfide per il futuro? Una sfida fondamentale è quella dell'innovazione tecnologica.
Come dicevo prima, non è più possibile pensare che un allevatore sia solo un agronomo, ma deve diventare ormai un ingegnere, cioè avrà talmente tanta tecnologia meccanica, digitale nella propria stalla che dovrà essere in grado di gestirla, e questo non sarà assolutamente facile. Un altro punto importante è il rapporto col consumatore. Il consumatore pensa sempre di più che gli animali che alleviamo siano più degli esseri umani che degli animali. Questo crea dei problemi per i consumi dei prodotti, crea dei conflitti tra allevatori e consumatori, qualcosa che però si può superare con il dialogo, con l'informazione, cercare di portare più persone negli allevamenti, far capire come vengono allevati gli animali, e in questo modo probabilmente ci sarà un futuro migliore un po' per tutti, sia per i consumatori che sanno cosa mangiano che per gli allevatori. Era questo l'ultimo servizio per oggi, cari telespettatori. L'appuntamento è alla prossima settimana, stessa rete, stessa ora, e ricordatevi che se volete rivedere i servizi andati in onda in queste e nelle altre puntate potete farlo sul nostro canale YouTube Verde Nord-Est. L'invito è anche quello durante la settimana di guardare, sempre buttare l'occhio alla nostra aggiornatissima pagina Facebook, e mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!